Cari amici di Sapori, bentrovati, sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier. Oggi vi racconto di un'azienda di Milo, versante est del nostro vulcano Etna, esattamente di fronte al mare Ionio. È una storia che nasce nel 2003 dal sogno di un ragazzo quindicenne. Nel 2013 questo sogno prende corpo, poi Rosario Raciti nel 2021 imbottiglia la sua prima bottiglia di Tenute di Rachele, la dedica più dolce alla sua piccola bimba. Ci troviamo a Milo, l'unico comune sull'Etna il cui bianco DOC può fregiarsi della menzione superiore. Ed è lì che questo bianco di Rachele, annata 2022, il vino che assaggeremo adesso, è stato creato dal 100% carricante. L'azienda di Rachele produce in questo momento un solo vino, ma con una caratteristica particolare. Pensate, l'annata 2022 ha subito un affinamento subacqueo con quello che è il metodo Yamin. Questa bottiglia di Etna bianco superiore è stato affinato con il metodo Yamin, il metodo che genera un affinamento nelle profondità subacquee della zona di Portofino in Liguria. La profondità genera pressione dall'esterno verso l'interno verso il tappo, una condizione difficilmente replicabile all'esterno. Sotto l'acqua del mare la temperatura si mantiene costante. Il processo osmotico e microossigenante crea longevità nelle bottiglie. Ci sono anche le correnti sottomarine che generano un dondolio che favorisce l'integrazione dei dotti e l'assenza di luce rende l'opera veramente magistrale. Questi sono vini di grande prestigio. Trovo veramente affascinante questa bottiglia che ha subito l'affinamento subacqueo, infatti come vedete è piena di residui, dalla sabbia ad altri componenti meravigliosi che lo rendono davvero unico. Il vino si presenta di un luminosissimo colore giallo molto scarico, tipico delle note del carricante. Ruota al calice con una certa consistenza, sintomo di un vino veramente ricco di sostanze minerali. Il naso è davvero una esplosione di profumi. La ginestra è la sua dominante olfattiva, seguita da delle note di pera, ma anche di mela, di pesca bianca, con delle sfumature minerali molto particolari. Il sorso è veramente piacevole, molto lungo, giocato essenzialmente su delle note di grande freschezza, grande salivazione in bocca, ma un ottimo equilibrio anche per quanto attiene alle parti morbide e alla sua glicerina. Sorso veramente persistente. Trovo sia un abbinamento ideale con i prodotti locali a base di pesce, con le ostriche, con i frutti di mare, straordinario con i fasolari o con una pasta alle vongole. Veramente un gran vino. Come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.